Straordinario miracolo eucaristico a Miami. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un straordinario miracolo eucaristico che è avvenuto a Miami in una struttura chiamata Ritiro di Emmaus nel 2007, precisamente il 17 marzo 2007. Cosa è accaduto? È accaduto che era in corso un'adorazione eucaristica quando all'improvviso, sulla grande ostia appunto del Santissimo Sacramento è apparsa la sagoma di Gesù Cristo, con al centro del petto, diciamo un cerchio luminoso, che ricorda molto la colomba dello Spirito Santo. Quindi, veramente, è una evento insomma che ha lasciato senza parole, che è stato documentato con delle fotografie e che testimonierebbe tale evento, chiaramente la presenza reale proprio di Gesù, nell'Eucaristia, che proprio per opera dello Spirito Santo, che viene invocato durante la consacrazione, si trasforma nel corpo reale di Gesù Cristo, così come il calice divino si trasforma nel sangue reale di nostro Signore Gesù Cristo. Rimaniamo in adorazione e in contemplazione di questo straordinario miracolo che tra poco vi mostrerò e che spero possa rendere più fervorosa la vostra preghiera e più profonda e ardente la vostra fede. A presto, carissimi. Santa giornata.